Amici telespettatori, siamo qui sul Colle a Bertinoro, la KaDeWe, quindi di nome di fatto, perché qui non solo beviamo ma si assaggia anche qualcosa, ed è l'Italia nel bicchiere, già la seconda edizione, prima tappa a Mantova e seconda a Bertinoro, quindi dalle Marche. Abbiamo appena scoperto, che poi lo conoscevamo già, però insomma è una gradita sorpresa, ritrovare un vino premiatissimo nell'edizione 2016, però la prima volta l'edizione 2015. Ecco, buongiorno. Era la fine del 2015, la guida del 2016, sì. Perché alla stazione Leopolda di Firenze presentarono un vino che praticamente è il migliore vino bianco d'Italia o qualcosa del genere, comunque il migliore comunque verdicchio, e se non ricordo male è voi siete praticamente fra Matelica di Iesi, nel comune di Staffolo, siamo nel cuore dei Castelli di Iesi, ma diciamo territorialmente alcune espressioni del nostro territorio hanno fatto dire che a chi è appassionato di vino che c'è questa, diciamo, a livello aromatico, a livello di struttura, c'è questo punto di congiunzione, perché abbiamo la potenza e la complessità di Iesi, abbiamo anche molte freschezze, quindi delle acidità molto belle, delle mineralità molto belle, che sono tipiche magari di più della zona di Matelica. Noi siamo a Staffolo, abbiamo 10 ettari di vigneto, facciamo agricoltura biologica e produciamo principalmente verdicchio. Oggi qui abbiamo in degustazione la Staffa 2015, che è stato riconosciuto come 40° miglior rapporto qualità-prezzo lo scorso anno nell'ultima guida espresso. Ecco, questo cambiamento, questo grande successo, erano 18,5, 20, quindi un punteggio alto, 5 bicchieri comunque dell'espresso. Poi questa rivoluzione dove voi ne siete usciti ancora vincitori. Sì, diciamo che anche con il nuovo espresso, con il nuovo panel di degustazione, la nostra qualità è stata confermata, quindi giustamente, no? E diciamo che certe cose possono essere oggettive, ma certe possono essere soggettive, ma alcune sono oggettive. Il numero uno doveva rimanere magari peggio per gli altri. No, per carità. Tra l'altro nella bottiglia, se non ricordo male, non c'è scritto verdicchio. No, questo sì, su questa qui, sì, su questo sì. C'è scritto, ma una volta. Verdicchio di Castelli di Iesi. Facciamo anche altri vini come questo IGT frizzante, che è un IGT Marche, non è un verdicchio. Quale? Questo mai sentito, abbiamo un IGT Marche frizzante, è un rifermentato in bottiglia, 80% verdicchio, 20% trebbiano. Metodo ancestrale. Un rifermentato, sì, e facciamo fermentazioni spontanee, e in questo caso qui abbiamo imbottigliato il vino facendo fare la seconda fermentazione direttamente durante la vendemmia, quindi di conseguenza abbiamo portato la prima fermentazione quasi alla fine. Quando era quasi finita abbiamo imbottigliato il vino in modo che finisse, diciamo, questa sua coda di fermentazione in bottiglia, di modo che diventasse frizzante senza bisogno di aggiungere niente, né zuccheri né lievi. Poi siamo qui a Bertinoro, Albana, Berti in oro, riferito appunto all'Albana, che poi devo dire per un certo periodo è stata particolarmente nota proprio per essere fatta così, ecco, quindi frizzante naturale. Frizzante naturale. Perfetto. La dicitura che oggi è difficile da utilizzare perché la repressione frodi non è molto contenta, però è che è quello, frizzante naturale. Allora, tu sei l'enologo, sei il padrone di casa. Proprietario, sì, faccio Staffa. La Staffa, sì, non sono... Ti chiami Staffa, no? No, Riccardo comunque arriva sì. il sommelier Staffa, ecco, che è molto attento a queste cose qua, che sicuramente immagino conosca già questo vino. Complimenti. Grazie. Quindi all'azienda Staffa, l'Italia nel bicchiere è comunque un'eccellenza.